Vi chiedo di lasciare tantissimi like per il video più bello ed emozionante che abbia mai registrato. Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Super Allan. Siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi ragazzi, video epico, video sensazionale, video emozionante, video che non avrei mai pensato di registrare da quando ho cominciato qui su YouTube, la mia carriera sul web, se così possiamo chiamarla. Prima di parlarvi di tutto e di farvi vedere tutto quello che dovete vedere, vi chiedo di lasciare tantissimi like per il video più bello ed emozionante di sempre sul mio canale, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina che è tutto gratis, non pagate niente, così mi supportate in maniera gratuita, di iscrivervi a tutti i miei canali social, trovate i link in descrizione, di lasciare tanti bei commenti. Qui sotto vi leggo tutti, chi commenta lascerò un bel cuoricino. Ragazzi, andiamo per ordine, non so neppure io da dove cominciare. Chi mi segue su Instagram un po' avrà visto che in passato ho ricevuto alcuni messaggi da parte di Allan, ex calciatore del Napoli, oggi all'Everton, per chi non segue il calcio, per chi non mi conosce per quello. E ecco, Allan il 30 gennaio 2022 era proprio qui a Napoli con la sua famiglia. Io seguendolo, gli ho mandato un messaggio. Ogni volta che gli scrivo lui è sempre così gentile e umile da rispondermi. Ovviamente non mi risponde subito perché su Instagram avrà una quantità infinita di messaggi, quindi io gli scrivo: buongiorno frate, fino a quando state a Napoli? Magari potrei venirti a salutare. Erano le 13:11 quando gli ho mandato questo messaggio, lui non mi risponde per un bel po' di tempo, poi arriva la sua risposta alle 18, sempre di domenica, e mi dice: ciao frate, sono già venuto via ma ho lasciato una maglia del Napoli per te. What? Cosa? In che senso? Fermate il gioco. Mi sono solo dimenticato di firmare. Qui mi è caduto un po' di mondo addosso. Oggi ma stavo pensando solo alla maglia. Ma quando mai pensavo di ricevere la maglia sua? Allora, già essere conosciuto da lui in qualche modo, seppur minimo, mi rende orgoglioso del percorso che ho fatto. Ricevere un regalo da parte sua mi rende veramente il ragazzo più felice. Niente, ero veramente al settimo cielo. Al che io subito gli rispondo e gli dico: sarà possibile averla in qualche modo? Lui aveva il telefono lì, penso, davanti a lui, arriva subito la notifica e mi risponde subito, mi dice certo, e io ovviamente gli chiedo come faccio. Lui poi mi scrive: ora vedo con lui. Il resto dei messaggi li ho tolti per una questione di privacy. Ci siamo poi sentiti nei giorni successivi, mi ha detto come fare per ritirare questa maglietta e quindi adesso ecco vi porto proprio con me. Buongiorno, sono le 9:40 di venerdì 4 febbraio. Sono appena alzato, non svegliato, già mi ero svegliato, ma ci sono dato con un male di capo e con un raffreddore esagerato. Adesso mi do un attimo una sistemata, faccio colazione e vi porto con me a ritirare la maglietta di Allan. Bega loro, ma non bega loro. Allora, la colazione di questa mattina prevede, come se giri stu cosa? Prevede un cornetto con essa essere cioccolato, però non è cioccolata, ragazzi, sono intollerante al lattosio, quindi è una crema di cacao molto buona, e poi una bottiglina d'acqua vicino. Mi raccomando, la mattina fate colazione sempre perché è importante. Non fate come me che vi svegliate tardi e non facete mai colazione. Con il raffreddore che ho non assaporo praticamente niente, non vi preoccupate, non lo tengo da oggi. Spero, l'ho preso già 2 volte il virus, sono tutto appilato per non cesso. Ho passato, sono l'unico che vive a Fedora. Di nell'anno, tutti. Non sapete niente, manca l'acqua. Colazione finita, adesso mi vado a vestire, mi preparo e scendiamo. Allora, io adesso qual è il dilemma? Mi devo presentare con la felpa del Bayern Monaco, del Borussia, o mi devo mettere un abbigliamento che non c'entra niente col calcio? Voglio, il dilemma del giorno lo risolviamo mettendo solo una cosa: la felpa di Diego Armando Maradona. Mamma mia, poi era su fruttaiuolo. Tutto il rispetto, la frutta borburda ne chissà. Facendo vi. Allora, sotto mettiamo la tuta del Liverpool, tanto non si capisce, non si vede. Sotto voglio invece indossiamo per la prima volta una maglia molto speciale, la maglia del capitano. Voglio, guardate quanto è bella. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piace la maglia del capitano dipinta a mano.
Voglio, per restare in tema Napoli, io adesso voglio indossare le scarpe personalizzate che mi hanno fatto per il Napoli. No, aspettate, no, devo posare un attimo la fotocamera, aspettate. Ta-da! Bella. Voglio, sceso, macchina, si parte. Voglio, giunti a destinazione, tengo innanzi a un gol, sembra che devo andare tipo a fare un esame. Tra l'altro, detto tra noi, nessuno ci sente, sto pure cagando sotto, ma nel vero senso della parola, in bagno, ma perché io non caga quando già cagato? Ti ha già studiato di farti, a posto? Ragazzi, ci siamo. Tra l'altro, voglio, non so se ci avete fatto caso, ma sto registrando il mio primo vlog con una macchina fotografica e con il GorillaPod nuovo che ho preso. Infatti mi sento molto youtuber professionale. Fatemi sapere se vi piacciono questi video. E si sa ce fa, eh. Tra l'altro non so nemmeno come comportarmi con sta macchina in mano. Vediamo. Scusami, posso chiedere un'informazione? Grazie. Poi tengo innanzi a un culo, va giù. Mauro. Grazie mille, Grazie. Ciao. Ma io non ci credo, ho preso la maglia. Oggi ho la maglia di Allan indossata da lui in mano, ma tutto a posto. Tra l'altro devo capire. No, voglio no! Ma mi aveva detto che non l'aveva firmata, voglio invece non l'ha firmata. Non ci credo, vi faccio vedere tutto, non ci credo. Mo' ci ho fatto caso. Bello, bellissimo. Sono un bimbo felice. Non so se si vede, ma sono un bimbo molto felice. Allora, adesso vi faccio vedere tutto. Non ci posso ancora credere. Guaglio, non ci credo, ho la maglia di Allan indossata da lui. Guaglio, e come vi dicevo prima, mi aveva detto che non l'aveva firmata e invece no. Ecco la firma. Non ci credo. Comunque sto cercando di ricordarmi questa maglia in quale partita l'ha indossata. Aiutatemi, aiutatemi nei commenti a ricordarmi. E adesso sono veramente incredulo di tutto questo che sto vedendo. Veramente Allan, un ragazzo veramente umilissimo, gentilissimo. Me lo aveva promesso veramente da tempo e ha mantenuto la promessa. Sono felicissimo, non so se si vede. Magari per qualcuno sto esagerando. Magari qualche altro youtuber, influencer, content creator è già abituato a questo e quindi non avrebbe reagito così. Io, ragazzi, sapendo da dove sono partito, sapendo che sono partito da zero, arrivare a conoscere Allan tramite i social e ricevere la sua maglietta mi rende veramente felicissimo e orgoglioso. Quindi veramente non mi vergogno di mostrarmi così e di condividere questa grande gioia insieme a voi. Lo so che questa maglia me la sono sudata con tanti sacrifici, chi c'è con me sin dall'inizio lo sa, quindi veramente per me ha un valore assoluto e assurdo e diverso magari da qualsiasi altra persona. Che magari qualcuno di voi potrà pensare: sì, vabbè, ma per te è facile perché sei conosciuto, perché hai tante conoscenze, perché hai tante amicizie, che ti chiami Super Allan. No, ragazzi, non è così, vi assicuro che non è così, e chi c'è con me sin dall'inizio, chi è cresciuto con me lo sa che non è così. E quindi arrivare oggi a casa con questa maglietta è motivo per me di grande orgoglio. L'insegnamento che voglio dare, il messaggio che voglio lanciare, ragazzi, non smettete mai di crederci in una cosa che volete e che amate fare. Sono un ragazzo come tutti voi che si è messo in gioco e oggi è arrivato a guadagnarsi questa maglietta con tanto sudore, sacrificio, passione, con tanto amore. So il valore che ha questa maglia, quindi credete sempre in voi stessi, ragazzi, e grazie veramente di cuore a tutti voi che mi avete permesso di arrivare a questo. Anche se per Dio parecchio sto con te, perché sono troppo innamorato, sì, io di te. E quando vedo un pigno Napoli, ma regret, io con te, tu con me.